Ci sono molti modi per esprimere la vicinanza a una persona che soffre. Piccoli, grandi gesti che per un malato o per chi ha un familiare in difficoltà hanno il profumo di una boccata d'aria fresca in una stanza chiusa da lungo tempo. Parole piene di riconoscenza e di speranza che arrivano dalla penna di un'operatrice sanitaria dell'ULSEI Euganea, che ha beneficiato di quasi 1000 ore di ferie donate dai colleghi. E mica per andare ai Caraibi o chissà dove, no. Chiara, questo è il nome di fantasia che useremo per garantire la privacy della protagonista di questa bellissima storia, ha avuto in dono un monte ore dai colleghi per poter stare vicino alla figlia bisognosa di cure. Chiara ha scritto una lettera ai colleghi ringraziandoli per averle consentito tramite le ferie solidali di rimanere accanto alla figlia in un momento molto difficile per la vita di quest'ultima. Un gesto apparentemente semplice che tuttavia, scrive Chiara ai 120 dipendenti dell'azienda sanitaria che l'hanno aiutata, dimostra generosità e sensibilità nei confronti dei colleghi che per i più disparati motivi si trovino in una situazione di grande necessità. Mi auguro, dice la donna, di poter presto riprendere le mie mansioni lavorative perché il mio ritorno implicherebbe la guarigione di mia figlia, che è la cosa che spero con tutto il cuore. Grazie infinite. Chiara non è l'unica dipendente dell'ULSEI a beneficiare di questo prezioso regalo, che per di più è anonimo, volontario, trasversale, a fin di bene e a fondo perduto. 2 anni fa l'ULSEI Euganea ha inaugurato la Banca delle Ferie Solidali, primo esempio in Veneto di donazione di tempo a beneficio di quei lavoratori che si trovano a dover accudire in maniera continuativa un figlio malato.